all'interno dei cimiteri comunali ove vi siano aree a ciò appositamente destinate. Qualora vengono in mare, la dispersione deve essere effettuata da almeno 500 metri dalla costa e dalle figure foranee e comunque in tratti liberi da manufatti, lascianti impianti di qualsiasi natura. Non è possibile effettuare la dispersione direttamente dalla costa senza rappresentata dalla vertigine sabbiosa, dalle scoglie e dai continui manufatti similari. Qualora l'urna sia realizzata in materiale biodegradabile, è possibile anche l'emissione della stessa in acqua. La dispersione è vietata in zone dove vi siano spazi acqui dedicati alle attività commerciali idriche e dove vi sia l'utilizzo della risorsa idrica per uso umano. Allora la dispersione avvenga in aree private, previo assenso da parte dei proprietari, le stesse aree devono essere all'esterno dei centri abitati e la dispersione deve avvenire ad una distanza minima di 50 metri dal confine di proprietà. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati. Visto che oltre alla necessità di normare la pratica suddetta per una gestione ottimale delle aree cimiteriali, risulta ad oggi necessario provvedere a un diverso utilizzo degli spazi occupati delle batterie di loculi di più vecchia costruzione. Verificato che prima dell'anno 1976, in assenza di specifiche normative nazionali e regolamentari a livello locale, i loculi venivano concessi in perfetto, ossia senza l'indicazione di una scadenza. Dal 1977 la durata concessoria è stata fissata in anni 99 e in breve periodo ad anni 50. A partire poi dall'anno 1982, per effetto delle norme intervenute, in particolare successivamente col decreto 285/90, il Comune di Caorle ha rilasciato in tutti i cimiteri della città solo concessioni di loculi di durata trentennale. Preso atto delle motivazioni di pubblico interesse mirate ad una razionale gestione dei cimiteri, tali da consentire l'acquisizione delle batterie di loculi con il cimitero di rotazione delle sepolture, senza dover ricorrere ad ampliamenti che, oltre a non essere sempre possibili, costituiscono un elevato costo di investimento. Per quanto sopra detto, si propone anche l'introduzione dell'articolo 57 bis e conseguente testo. Le assegnazioni di loculi senza determinazione di tempo, denominate concessioni perpetue, concessioni a tempo indeterminato e le concessioni di durata pari a 99 anni avranno scadenza il 30 maggio 2043, salvo che nel frattempo non intervengano disposizioni normative che anticipano il suddetto termine finale o che prima della scadenza si renda necessario provvedere alla demolizione della batteria di loculi o di parte di essa per ragioni di sicurezza. Tale variazione della durata non genera i presupposti per il ricorso di cui all'articolo 57. Quindi chiediamo di integrare il vigente regolamento servizi mortuari con l'articolo 48 bis che ho recitato prima e lo stesso articolo 57 per l'uso della concessione. Grazie Assessore. Mettiamo i voti favorevoli, 14 voti all'unanimità. Mettiamo i voti le immediate eseguibilità, voti favorevoli, 14 voti. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno, aggiornamento piano di organizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare anno 2013, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 31 gennaio 2013. Relazione all'assessore Teso. Ai sensi dell'articolo 58 del PL 112/98 convertito in legge 133, il Comune deve redigere annualmente il piano di realizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Piano vengono individuati gli immobili terreni di proprietà dell'ente non strumentali e istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Dato atto che con deliberazione numero 3 del 31/01/2013 è stato approvato il piano delle realizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2013. Considerato che nell'ambito delle proprietà comunali è stata individuata un'ulteriore area da poter assoggettare alienazione in quanto non avente più alcuna funzione e destinazione pubblica. Ritenuto pertanto di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato sempre con la delibera Consiglio 2/2011 al fine di inserire l'area sita in Caorle in pregio a viale dell'Artigiano censita al foglio 42 mappale 1420 porzione ed avente una superficie di circa 750 metri quadrati, come meglio individuata con il colore giallo che trovate nell'allegato A.
Considerato il piccola dimensione e conformazione della società terreno comunale, nonché l'ubicazione dello stesso, confinante per tutta la lunghezza con una proprietà privata e con l'argine del canale dell'orologio, tenuto conto del vincolo di inedificabilità dello stesso e delle attuali condizioni di mercato generale, stabilire in euro 70.000 valore a corpo quale prezzo di vendita del terreno in argomento, a tal fine di poter fare di parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, atteso il valore stimato in di detto immobile. Visti tutti i pareri comunque forniti dagli uffici, chiediamo di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione numero 3 del 2013 e adottato con deliberazione numero 12 del 17/1/2013, come da scheda allegata, l'allegato B, al fine di inserire il terreno comunale sito in causa di livello viale dell'artigiano censito al foglio 42 mappale 1420 porzione, meglio individuato sempre col colore giallo nell'allegato che trovate all'interno del deliberato. Grazie. Grazie Assessore. Sono interventi? Mettiamo ai voti favorevoli. 14. Contrario nessuno, sono nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto, voti favorevoli. 14. Approvato. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Variante parziale PRG. Ampliamento della zona per la attrezzature di interesse comune FB17 in causa e capoluogo. Approvazione. Relazione del Sindaco. In data 25 agosto 2011, con delibera di giunta comunale numero 202, questa amministrazione ha concesso in uso all'azienda speciale di Moschetta una porzione dell'area di 415 metri quadrati censita in caule al locale 54/42, oggi destinata a parcheggio e posta in zona limitrofa alla casa di riposo di Moschetta. Con successiva nota del 25 gennaio 2013, protocollo numero 2837, l'azienda speciale di Moschetta ha depositato la richiesta di adottare una variante APRG per l'area in concessione. L'istanza è stata rivolta al fine di poter disporre di un'area di pertinenza della casa Panziani dove collocare a breve una struttura prefabbricata da adibire a deposito mortuario. Considerato che la casa Panziani riveste pubblica utilità e rientra tra le strutture di interesse comune, viste le disposizioni della legge regionale 11 del 2004 sulle modifiche e integrazioni che consentono di poter adottare ed approvare varianti APRG secondo i disposti dell'articolo 50 della legge regionale numero 6185, ancorché non sia stato approvato il PAT, visto l'articolo 50,4 lettera H della legge regionale numero 61 dell'85, che ammette la possibilità di individuare aree per attrezzature pubbliche con superficie inferiore di 10.000 m2 di cui al decreto ministeriale lavori pubblici 2 aprile 68 numero 1444, dato atto che con delibera di Consiglio Comunale numero 26 del 16 aprile 2013 è stata adottata apposita variante parziale PRG consistente in mutamento di destinazione di zona dell'area di 415 m2 censita al mappale 54 del foglio 42 da zona P3, zona residenziale esistente di completamento, in aree per attrezzature di interesse comune, in ampliamento all'esistente area FP17, constatato e rilevato che per la variante adottata sopra descritta il procedimento di pubblicazione presso il Comune e la Provincia ha avuto corso in conformità alla normativa vigente, che durante i termini di legge non sono pervenute osservazioni, rilevato altresì che ai sensi della delibera di Giunta Regione Veneto numero 2948 del 2009 in materia di valutazione di compatibilità idraulica, decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'asseverazione di non incidenza al regime idraulico in essere della variante in oggetto da parte del Genio Civile di Venezia, avvenuta il 15 aprile 2013, la verifica sulla stessa si intende positiva, considerato inoltre che l'area in oggetto è di proprietà di questo Comune e che al fine di disciplinare gli interventi sulla medesima per tecnologia opere, tempi di attuazione di concessione, si demanda alla Giunta Comunale l'approvazione del disciplinare di convenzione e concessione della stessa. Tanto premesso, si chiede di deliberare di prendere atto che non sono pervenute osservazioni e o opposizioni in merito alla variante adottata in oggetto, di approvare la variante parziale PRG ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 del 2004, ovvero ai sensi dell'articolo 50,4 lettera H della legge regionale numero 6185, relativa alla porzione di area indicata negli elaborati
e consistenti in ampliamento della zona FB17 come da grafici costituenti l'ambiente, allegati alla presente e costituiti da fascicolo unico ad oggetto, variante parziale del PDG vigente ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004 sulle modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 50,4 legge regionale 61 dell'85, ampliamento della zona per attrezzature di interesse comune FB17 in causa capoluogo, riportante estratto di PRG vigente ed estratto di PRG invariante alla scala 1/2000, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del disciplinare di convenzione e concessione dell'area. Grazie Sindaco. Voti favorevoli? 13 voti favorevoli, contrario nessuno, astenuto nessuno. Punto approvato. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Modifica dello Statuto Comunale in attuazione della legge 215 del 2012. Relazione al Sindaco. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 del 5 ottobre 91 è stato approvato lo Statuto del Comune di Caore. Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, da ultimo la deliberazione del Consiglio numero 49 del 21 giugno 2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo originario al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'amministrazione locale. Dato atto che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 23 novembre 2012 numero 215, volta a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici dell'autonomia territoriale, che la legge introduce nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali le seguenti misure. Una quota di lista in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai 2/3 delle candidature. La cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere, una per un candidato di sesso maschile e l'altra per una candidata di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione si prevede l'annullamento della seconda preferenza. Che gli enti locali adeguino i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni, specificatamente l'articolo 6,3 nuovo testo del decreto legislativo 267 del 2000, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ritenuto pertanto necessario e opportuno assicurare l'attuazione della legge citata, adeguando lo Statuto Comunale, considerato che le proposte di modifica riguardano in particolare l'articolo 3,3 e l'articolo 31 dello Statuto in tema di finalità e di composizione della Giunta Comunale, tanto premesso si chiede di deliberare di approvare le seguenti modifiche allo Statuto Comunale. Articolo 3,3 nuova formulazione. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della comunità. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 numero 125 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali e elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati e controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti del tempo. All'articolo 31 si aggiungono le seguenti parole nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Di approvare la versione aggiornata dello Statuto Comunale come risultante dall'allegato testo costituito da numero 69 articoli, di disporre la pubblicazione delle modifiche apportate allo Statuto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 267 del 2000. Grazie Sindaco. Prego, Capogruppo Gomis. Grazie, adesso sono solo io, però un minuto andrò via. Questo delibera è un atto dovuto per cui io mi astengo perché personalmente ritengo una stupidaggine quando impareremo a parlare di persone e non di maschi, femmine, di neri, di biondi, allora avremo fatto un passo in avanti. Questo modo di ipocrita è riferito alla legge, naturalmente non
di voler fare comunque un maschio e una femmina è una cosa, insomma, mettiamo delle persone brave e basta. No? Grazie. Mi asterrò. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? Nessuno. Astenuto? Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento in materia di assistenza domiciliare ai minori, anziani ed invalidi in età lavorativa. Relazione della Sottosegretaria. Grazie Presidente. Si tratta di un regolamento che introduce una novità assoluta, ossia l'ISEE, l'accesso ai servizi di assistenza ha individuato il diritto attraverso l'articolo 3 i destinatari del servizio, ma attraverso l'articolo 12 dove c'è il regolamento delle tariffe calcolate sul criterio appunto ISEE, cioè indicatori situazione economica equivalente. Ovviamente come il regolamento di questo tipo, come dire, sarà sicuramente l'esperienza sul campo a determinare la giusta efficacia, quindi saranno poi gli operatori per aiutarci a parare, qualora ne fosse bisogno, il medesimo regolamento. Grazie Assessore Anelmo. Voti favorevoli? 12. Approvato all'unanimità. No? Non serve, non è ancora dato questo. Passiamo al nono punto all'ordine del giorno. Protocollo di intesa per il Comune e la Provincia di Venezia per la gestione degli interventi sociali nei confronti dei minori riconosciuti da un solo genitore. Relazione al settore interno. Questo protocollo di intesa non è altro che stessi dialogando lo stesso protocollo, anche quest'anno abbiamo confermato. È un protocollo che mira a tutelare le fattività che emergono nelle famiglie monogenitoriali, che sono particolarmente vulnerabili. Gli interventi sono duplici di carattere sociale e dall'altra di carattere economico. Come detto all'inizio, è un protocollo che da sempre, da anni, ormai viene stipulato tra la provincia di Venezia e l'amministrazione comunale. Grazie Assessore. Voti favorevoli? 12. Contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento servizio pasti a domicilio. Relazione dell'assessore Antelmo. Anche questo regolamento si è introdotto il calcolo reddituale, non reddituale ma ISEE. Con uno schema attraverso questo calcolo abbiamo individuato delle fasce di reddito che mirano a pagare il tasto chi ha concrete possibilità economiche. Altresì si può affermare che tale regolamento dovrà far emergere le persone che hanno meno bisogno del tasto domicilio, per cui farà evidenziare il vero bisogno di chi domanda sostanzialmente il tasto domicilio. Oggi il tasto domicilio lo portano gli operatori che fanno il servizio SAD, il servizio assistenza domiciliare. Il nostro augurio è che di qui a breve si possono liberare queste risorse umane impegnate a fare i tasti a domicilio per destinarle alla vera assistenza domiciliare. Grazie Assessore. Voti favorevoli? 12. Punto approvato. Passiamo all'11° punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per i soggiorni climatici per anziani. Relazione all'assessore Anselmo. Ultima, anche questo regolamento che abbiamo voluto fare, la novità che abbiamo introdotto non è più a scappo dell'altra volta era il reddito ma il criterio ISEE. Questo è un criterio che è stato condiviso dai comuni limitrofi come stazione di udienza, con i quali abbiamo in essere un protocollo di intesa dei servizi per gli anziani, ma è anche stato condiviso dagli anziani stessi che hanno capito che questa introduzione di questo nuovo criterio fa emergere nuovamente, lo ripeto, il nuovo bisogno. Attraverso questo criterio abbiamo definito le nuove fasce di contribuzione che dovrà andare in montagna, un servizio che noi proponiamo, e sostanzialmente questo è tutto. Grazie Assessore. Voti favorevoli? 12.
Punto approvato. L'ultimo punto, mettiamo in voto l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, 12. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, modifica il regolamento comunale di polizia urbana, relazione al sindaco. Il fenomeno del commercio abusivo sulle spiagge durante il periodo estivo è uno dei principali problemi che affligge la nostra città, come peraltro tutte le altre realtà turistico-balneari della costa veneta e non solo. La presenza di un numero molto elevato di venditori abusivi negli arenili, oltre che essere fonte di disturbo per turisti che fruiscono dei servizi di spiaggia, rappresenta una grave forma di illegalità e di legittima concorrenza nei confronti delle realtà commerciali regolari presenti sul territorio, già in difficoltà a causa della crisi economica in atto. L'impegno del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di polizia presenti sul territorio viene spesso vanificato dalla mancanza di strumenti normativi validi per contrastare in modo efficace il predetto fenomeno. In questo contesto nasce la necessità di dotare i predetti organi di polizia degli strumenti anche normativi utili ed efficaci al fine di consentire una maggiore incisività nell'azione di contrasto al commercio abusivo. In questa ottica, il coordinamento dei sindaci delle spiagge venete, sulla scorta dell'esperienza maturata dal Comune di Venezia e di quello di Esodo, ha proposto ai Comuni aderenti di adottare, ove non avessero già fatto, una norma regolamentare atta a vietare la detenzione ed il trasporto ingiustificato delle merci sul proprio territorio, ritenendo questa forma di divieto un mezzo utile ed incisivo al fine di limitare il commercio abusivo in spiaggia. All'uopo, il Comando di Polizia Municipale ha elaborato il seguente articolo da inserire nel vigente regolamento di Polizia Urbana, articolo 43 bis, detenzione e trasporto di merci. È vietato su tutto il territorio comunale, senza giustificato motivo, detenere e trasportare, anche a mezzo di veicoli, merce che per qualità e quantità è da ritenersi destinata alla vendita in violazione delle norme sul commercio su aree pubbliche, decreto legislativo 114/98. Deve ritenersi sempre giustificata la detenzione di merci destinate alla vendita da parte dei soggetti legittimati al commercio o al trasporto per fini commerciali risultanti da specifica e regolare documentazione. La violazione delle disposizioni del presente articolo viene punita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 della legge 689 dell'81 e dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 267 del 2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 450, pagamento in misura ridotta a euro 150, articolo 16, legge 689 dell'81. Ai contravventori delle disposizioni di per comma primo del presente articolo si applica in ogni caso la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle merci, così come disposto dall'articolo 20 della legge 689 dell'81, previo il sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge. Si propone pertanto la modifica del regolamento di polizia urbana mediante l'aggiunta del predetto articolo e quindi si le chiede di deliberare di approvare la modifica al regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 dell'11 novembre 1951 mediante l'aggiunta dell'articolo in premessa. Grazie Sindaco. Mettiamo i voti favorevoli, 12, contrari, astenuti nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, punto approvato. La seduta è chiusa. Ciao.